Un aumento imprevedibile di positivi per il distretto di Padova che fortunatamente non si riflette sul numero dei ricoveri, che all'ospedale del capoluogo Ganeo comunque hanno toccato una quota preoccupante, costringendo l'azienda sanitaria ad incrementare i posti letto. Attualmente noi abbiamo 190 persone ricoverate e quindi cerchiamo di essere sempre un passo avanti al virus e quindi abbiamo messo a disposizione delle persone che possono avere una patologia da Covid, 215 letti in questo momento. L'organizzazione dell'ospedale è un'organizzazione flessibile, quindi man mano che aumentano le esigenze aumentiamo anche le aree a disposizione, ma l'augurio, la speranza è che invece le diminuiamo queste aree. Ci sono anche i Covid per caso, bisogna anche specificare, no? Che sono quelli che sono ricoverati in area cardiologica e chirurgica. Sì, sono persone che sono state ricoverate per altri motivi e che si scoprono essere positivi al coronavirus o al momento dell'ingresso o nei primi giorni appunto del ricovero. Quindi non hanno una sintomatologia legata al virus, ma hanno una loro sintomatologia o chirurgica o cardiologica in particolare. Quindi le abbiamo dedicato a queste persone delle aree dedicate appunto particolari. È chiaro che man mano aumentiamo i posti dedicati al virus e quindi l'impegno del personale in questo senso cala quella che può essere la nostra risposta alle richieste di normalità sanitaria, chiamiamola appunto così. E quindi insomma effettivamente sì, abbiamo rinviato prestazioni appunto non urgenti, non emergenti, quindi prestazioni programmabili, sono quelle oltre i 30, 60 o 90 giorni, però insomma garantiamo le prestazioni come dire urgenti e quelle che non possono essere assolutamente rinviate. Oggi per esempio è in corso un trapianto di fegato e ne ci sarà un altro subito nei giorni prossimi. L'età media dei ricoverati non vaccinati in terapia intensiva è di 58 anni, mentre per i vaccinati di 74, con quadro clinico pregresso complicato. In aumento anche i bimbi ricoverati per Covid, c'è una media di 8 piccoli al giorno in pediatria. Coesistono le due varianti Delta ed Omicron e per chi non è vaccinato il rischio di ammalarsi gravemente è simile. L'azienda ospedaliera è impegnata anche nelle vaccinazioni e nel testing nelle tende allestite all'esterno del polo sanitario si eseguono su prenotazione circa 2.300 tapponi al giorno, mentre al padiglione 8 della fiera sono circa 4.000 soggetti vaccinati quotidianamente. Il costo extra per la gestione del Covid per il 2021 è stato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni per risorse umane aggiuntive. Sì, assolutamente, non è solo un problema di soldi, i 25 milioni del 2021 a preconsuntivo e i 28 del 2022 a preventivo sono dei numeri molto freddi che non tengono naturalmente conto del costo uomo, lo chiamo io, cioè dello stress, della fatica, no? Degli aspetti relazionali che ognuno di noi mette appunto nel gestire questa malattia, che sono come dire, i costi tra virgolette personali più importanti.